Ciao ragazzi, benvenuti su mattoscacco.com. Oggi esaminiamo una partita fra due grandi colossi. Come vedete all'interno dell'inquadratura sono qui su chess.com, sto analizzando questa partita tramite il software e ho lasciato qui accanto questa barra bianca e nera. Che cos'è questa barra? Man mano che le mosse scorreranno e andranno avanti, vedrete che il bianco acquisirà più spazio o questo nero acquisirà più spazio in base al vantaggio. Per ora, di default, il motore scacchistico dà un più 0,63 al bianco proprio perché ha il tratto in più. Kasparov gioca col bianco, il buon Carlsen gioca col nero e in 21 mosse perderà la partita. 21 mosse sono veramente poche per questi livelli e vediamo come il buon vecchio Kasparov se l'è cavata. C4 è stata la mossa d'apertura, che quindi non vuol dire niente, sì, apertura inglese, ma può trasformarsi tranquillamente in un gambetto di donna, dipende poi sempre come va avanti la partita. Cavallo F6 è la risposta di Carlsen, qui andiamo avanti tranquilli, cavallo C3, G6, G3, C5. Stiamo impostando praticamente una variante simmetrica. Nelle varianti simmetriche quasi sempre, almeno il più delle volte, le partite finiscono patte perché non c'è possibilità di controgioco. Quando la partita è molto simmetrica è difficile. Eppure vedrete come Kasparov riesce a creare fra non troppe mosse un attacco interessante sull'ala di donna. Alfiere in G2, continuiamo il nostro sviluppo. Qui tutto tranquillissimo, cavallo F3, D6, chiaramente il nero apre la scia all'alfiere Campochiaro, D4, C per D4, cavallo per D4 e ora chiaramente c'è un doppio attacco sia di cavallo che di alfiere su questo povero cavallo, quindi chiaramente alfiere D7 per difendersi, arrocco, alfiere G7 continuando il proprio sviluppo, cavallo per... E ora qui si può riprendere sia di pedone che di alfiere. La ripresa di pedone è valutata più forte dal motore, ma chiaramente sono piccolezze che solo un motore scacchistico può considerare e vedere. E alfiere per C6. Fin qui il bianco ha un più 65, quasi come all'inizio della partita, quindi non sembra che sia troppo sbilanciata e siamo attualmente alla nona mossa. La partita finisce a 21 mosse. Vediamo come proseguire. Ora, se tu fossi il bianco, ti lascio analizzare la posizione qualche minutino. Che mosse ti verrebbe da giocare? Guarda un attimino. C'è il nero che praticamente sta cercando di cambiare l'alfiere in fianchetto e questa è una minaccia del nero. Oppure che cosa potresti giocare? Quindi una delle risposte è cercare di togliere questo alfiere da questa scia, no? Per evitare il cambio. Oppure ancora quali possono essere altri piani da giocare? Si può giocare innanzitutto torre B1. Questa è una mossa, non dico di default, ma si utilizza molto nel caso in cui il nostro avversario ha l'alfiere in fianchetto. Perché questo, noi sappiamo che prima o poi le linee si apriranno. Noi sappiamo che un giorno, togliendo il cavallo e eventualmente avanzando questo pedone, praticamente l'alfiere avrà il raggio d'azione libero per la nostra torre. Quindi in modo preventivo spesso si gioca anche torre B1. Torre B1 potrebbe essere un'altra possibilità. Oppure se si è un po' più audaci, cavallo D5 e eccetera eccetera. Vediamo come risponde il buon Kasparov. Ricordiamo che Kasparov è un giocatore d'attacco fortissimo, quindi sicuramente un torre B1 non l'avrà neanche preso in considerazione e gioca E4. E4 chiaramente mette subito in chiara la situazione. Ci sono questi due pedoni fortissimi che sostengono D5, che potrebbe essere una casa chiave per il cavallo. Chiaramente E4 ha bloccato il raggio d'azione del proprio alfiere, ma chiaramente Kasparov ha dei piani in mente ben più grandi. Continuiamo col nero.
arrocco, qui dobbiamo continuare comunque lo sviluppo e dobbiamo togliere questo alfiere. Dove lo possiamo mettere? Possiamo mettere in D2, lo possiamo mettere in E3, in F4, in G5 e 3 è sicuramente la soluzione migliore. Se guardiamo sempre qui accanto, il bianco oscilla sempre attorno a un 0,60, quindi a questo punto il nero gioca a 6. Qual è il motivo di A6? C'è sempre, quando il nostro avversario fa una mossa, c'è sempre un motivo di base. Il motivo è quello che vuole cercare di sostenere questa spinta B5, quindi sta preparando A6. È il turno di Kasparov. Torre C1 dice, Kasparov ha intuito l'idea della spinta e dice ok, allora io sai cosa faccio? Ti piazzo una torre che a raggi X va a minacciare l'alfiere in C6. Chiaramente lo scopo di questa torre è anche quello di togliersi da A1 e supportare un'eventuale spinta del pedone in C4. Andiamo avanti con cavallo D7, una mossa direi obbligatoria perché finalmente l'alfiere ha il campo libero e il cavallo può decidere di piazzarsi su una delle case forti che possono essere o C5 o E5. Andiamo avanti, dobbiamo continuare comunque il nostro sviluppo. Donna E2. Donna E2 chiaramente è una mossa molto compatta. Donna C2 sarebbe stata forse un po' più azzardata e in più non controllava direttamente il pedone in C4. B5, finalmente il nero fa questa mossa e qui ti lascio qualche secondo per riflettere cosa si può fare a seguito di questa mossa. Il computer consiglia B3 oppure torre in F va in D1 oppure la presa. Kasparov si deve sempre distinguere e gioca B4, che viene considerata un po' leggermente come mossa dubbia, tant'è che guarda qui accanto, il vantaggio era quasi andato per un attimo al nero o comunque da una situazione di estrema parità. Estrema parità se il nero ora inizia a giocare per esempio semplicemente B per C4. Ma guardiamo come risponde Carlsen. Cavallo in E5. Questa mossa dà tutto un tratto un pochettino più vantaggio al bianco. A questo punto segue C per B5. Alfiere, scusami, pedone per B5. Cavallo per B5, tu dici, cavolo, qui Carlsen perde un pedone. Apparentemente cambio e qui ci poteva stare tranquillamente torre per A2 e il bianco si riprende il materiale. Probabilmente era questa la mossa che bisognava fare. Qui segue invece un torre B8. Torre B8 perché non funziona? Perché c'è una possibile mossa che probabilmente Carlsen non aveva visto oppure aveva visto ma non aveva considerato così forte. A4. A4 toglie il pedone da A2 dove era attaccato dalla torre e allo stesso tempo questo pedone sostiene la donna. Quindi dopo un eventuale cambio il bianco riesce a conservare il pedone. E infatti la partita funziona proprio così. A questo punto questi pedoni non sembrano offensivi, sembrano quasi innocui. Io non ci piazzo una bella torre qui, mi mangio prima questo pedone, poi mi mangio altro. E in realtà praticamente non è poi così semplice, perché in effetti dopo torre in F va in B8, B6 e questi sono dei mattoni. Sono dei mattoni perché l'alfiere li controlla. Per esempio, un piano ora del nero è quello di dire ok, se questo alfiere controlla questo pedone, io adesso gioco cavallo G4, elimino questo alfiere, così poi mi pappo il pedone. Non funziona perché c'è una mossa che probabilmente è scappata, che è B7, quella che fa ora il nostro amico Kasparov. Qui abbiamo più 3,67. A questi livelli un vantaggio di questo tipo equivale. Perché non funziona? Proviamo a vedere. Se spostiamo la torre da qualsiasi parte, allora segue tranquillamente torre C8 e non c'è neanche più da
da parlare. Se invece, anziché spostare la torre, noi facciamo un qualsiasi tipo di mossa come, che ne so, eh, cavallo per 3, c'è innanzitutto la possibilità di andare a promozione e chiaramente l'opzione che non ho considerato è torre per B7, ma qui c'è E5. E5 permette al bianco di avere la qualità, ma non è solo questione di avere la qualità, perché qui per esempio torre, torre in B va in B8, io posso papparmi tranquillamente la torre, torre per 8 e qui B5 ed è comunque una situazione un po' precaria per il bianco, è giocabile ma è precaria. Qui dopo praticamente questa spinta del pedone in B7 semplicemente Carlsen abbandona la partita e finisce alla 21esima mossa. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!